Benvenuti a Ostra Vabriguccia. Oggi a tematica Bale Oru. Si tratta dell'amicizia e qui a sapete non si sparte che l'amicizia. Oggi sparteremo in canzone con il nostro canto zidelino che noi scopriremo con piacere. Quando tu parli poco in freme le do, tutto ognuno sorride e si mette a ballare. In una chiacchierata con l'amico Leandro. Oh, amica mia! Come parla d'amicizia senza avere con noi la simpatica Miss Risenbock e la sua vola tremenda. Volete conoscere la storia? Allora, come and sit down sideli con la storia di l'uomo e l'uestino. Spartera di Augusto di noi con una bella zosola in compagnia di un mogaro santo che si occupa di fiori a Vabriguccia con tanta passione. Vi ne parleremo di nostra amicizia, scriveremo in lingua gossa con Jean Trombetta, scopriremo l'universo con Paxi. Pensate voi, che creature extraterrestri appena campato un'anta merzo ci campano sempre? Tito ci imparerà a fare belli disegni e Dronuccio ci porterà a spasso per la Corsica. Maua, e ora da Brebotte di Vabriguccia. Salute caro Jean-Paul. Salute, vabbè. Benissimo, ora chi so qui per cantare un po' da che beh. Allora, che abbiamo scelto oggi? Allora, oggi una bella canzone magnifica. Aie, Che si chiama Ci volevamo assomigliare. Allora, conosci? mi pare di una canzone che... Si può trovare nel tuo dischetto di Gardeline, di Mourini. Dunque, ben a dire che questa canzone è stata scritta da Gianterra Morocchi e poi di noi composta da Gianfrancesco Bernardini, posto che il suo lavoro è stato fatto insieme per la scuola di canto che era Festa Zidelina. E dunque parla dell'amicizia, cascavem perché chi oggi Oggi tu ti vuoi assomigliare a me. Ti vuoi assomigliare a te, Santo ti vuole assomigliare a noi e poi siamo tutti amici, quindi è una squadra che sparte l'amicizia a Vabriguccia. Allora io ti propongo di cantarla, che ne dici? Allora, proviamo. Quando tra di noi va una durale, solo non ci lasciate stare. A chi ci ha messo a suo mondo ci volemo assomigliare. A chi ci ha messo a suo mondo ci volemo assomigliare. Magnifica. Sì, è questa. Allora, questa canzone rende omaggio all'amicizia in generale. Ci volevamo assomigliare, siamo tutti amici, siamo tutti parte di una stessa banda d'amici. E soprattutto una canzone che può piacere a tutto il mondo. Piacerà questa canzone a Santo? E si contenterà anche lui. Speriamo che la girerà di nuovo per suo ritmo, che sai che non avrà problemi. In tutti i casi, a me mi piace, ti ringrazio di averla scelta e sono sicura che a voi di noi vi piace questa canzone, sono sicura di noi che voi siete curiosi e premurosi di sapere come piace a tutti tutto questo mistero in giro al nostro mondo e sono sicura che poi potete domandare perché chi a Riolo non si dice che una urta, per esempio, fa parte di misteri. Volete sapere? E ora di un nostro spiegami. Oh, ti sei svegliato tutto incuginito? Se l'uno dovrà del luce che ti ha picciolato di inchiostro rosso, hai diapo a Diolo. Così è fatta e mai più udieperai. Ti spiego. A Diolo questa malattia che tempia a brigioli dappertutto nel tuo corpo. E friggemi, quasi quanto una stella bella via rosa. A Diolo dia pitigadiccio assai. Vuole dire che si trasmette e si dia pavagiole. Quello che ha a Diolo è contagioso 2 giorni prima è venuta di rigioli e fino a quando realizziano secchi vale a dire una settimana. Ecco perché Omo diapa così fagiole. Ma anche di grazia che a Diolo si diapa una volta solo in una vita. E ciò come chiama l'immunità permanente. Il sistema immunitario di quello che difende e protegge il corpo di betto alle malattie, conosce ciò che appartiene al corpo e ciò che è forestiero. È come un piccolo bollicero, cura e protegge il corpo. Quando dia più a Diolo il sistema immunitario
progettando l'antigor come se o gabo bulicero mandava esod rupe da metevora su scaccio e o faceva uso trabalho, posto che ao gabo di qualche giorno usisco e per tutto e si guarì. Se a caso torna a presentarsi, o dogor può riconoscere e o combatte subito. D'altronde è così che gli viaggiano i ardioli. Impara a dogor può diventare desidandogli una piccola dose di una malattia. Così se la si presenta davvero, o sistema immunitario saprà che fa la parte prima che avessi danni. Allora ribiamo tutto. L'adiolo è una malattia che si diapa in generale da brigioli, poida e freva. È assai contagiosa, ma per fortuna si diapa una volta e una volta sola. Quando uno diapa per la prima volta, il sistema immunitario manda l'antigorpi da combattere. Se la mane una seconda volta, il sistema immunitario riconosce e a mette subito fuori. Non è tanto piacevole su adiolo, ma vista che è assai appiadiccia, o manco saperai qual è che è venuto a sbullingare in camera d'oia senza do permesso. Ma che si intracciava? Scrivo. Avevo che tu scrivi, ma a quale? Che è curiosità. Ma io se credi bettenna di mica. Scrivo a te, osa. Scrivi a me? Ci vediamo tutti i giorni, non mi puoi parlare. Sì, ma io voglio dirti tutta la mia gira in una lettera. Voglio che la divirmessi per sempre. Non si sa mai se un giorno viene scordi di me. Scordami te. Ma mica più figlia. Ma sai, a ragione è importantissima l'amicizia. Sicuro? Se togliamo il caso di un vicino, Harry Potter. Come? Si ho vicino da Harry Potter, ma che dici, osa? La sicuro che sono vicino da Harry Potter. Di spesso l'accompagno perché lo uso treno per andare a Pudlard. Infatti qua là sono io mica vidi, fuori me, bella sicura, ma non c'erano mica Hermione e Ron. Sarebbe morto parecchie volte. Perché? Si può morire parecchie volte? Bella sicura. Perché qua là ci sono assai nemici. È vero. Infatti di appena come io quando vengo a darti una mano per fare l'orto che hai bisogno o che tu ti verisci che venga curati. Ecco. E questa è l'amicizia. Sei sempre qui uno bell'altro. Ma parlavi di nemici, cosa sono i nemici? Come cosa sono i nemici? È il contrario degli amici. Un nemico è quello che non ti botta negare e peggio ti può fare ancora male. Come può fare? Che ti può fare? Ti può tumbare. Tumbare? È bella sicura. Ma puoi ridere o che? Allora, per esempio, si può dire che tu sei un nemico di tua vicina o di tua vicina che è un nemico, perché chi si sei sempre a litigare? Ci siamo a litigare, perché giusto appunto, senti che ad esempio, sai che a mia vicina un orto vicino a mio. Non si può manco paragonare che o mio ci sono i legumi, i frutti, è magnifico, è bello, è verdigante. È semplice come te. Ecco, fatti conto che una sera mi hanno sraigato e bummate che aveva somminato. E ti sono sicuro che è ella. Oh, ma usando un si può dire così, cioè non è broe per accusare gente come tu fai. Io dico, chi sarà ella? Si non impara tutti i giorni a fare preguccia. Parlando di imparare, io sono curiosa di andare a trovare i nostri amici maneschi per bere ciò che gli già non dava fare di magnifico con le nostre mani. Allora. Tocca a te. A ringraziarvi. Per poter ringraziare, ti ci vuole un po' di voli coloriti, una bottigliola in coda, una pistola in coda, un po' di stilo e di mini, i tesori, un cutter, un frigetto Lisetta. Taglia un cornetto di ghiaccio in due voli. Prima si taglia i voli in traverso, poi si va a asciugare il cornetto con la mina. Attenti a tagliare rispettando i contorni.
fa un cornetto li stesso ma più chiugo di un altro colore. Disegna forme ananta i voli di colori sfarenti. Tagliali, metticili in coda e appiccicali ananta il cornetto. Taglia una misura di frigetto, fa un fiocco e appiccicalo ananta il cornetto. Scrivi un messaggio da ringraziare. Ora tocca a te. Cari amici di Avabriguccia, eccoci qui per parlare giusto appunto dell'amicizia, la nostra tematica e come parlare d'amicizia senza chiamare Leandro che è in casa sua. Salute Lea! Oh, amica mia! Come va? Vabbè, Beh, di oggi si tratta dell'amicizia e un po' altro che di diamanti. ah no, qui no. Allora, giusto appunto, vogliamo un dos intimo. Cosa rappresenta per te l'amicizia? Allora, l'amicizia di un intimo che viene da un fondo del cuore. Dunque, i scegli d'amici? Non si sceglie mica di un'amica perché lui ha 32 euro che adesso è un mio amico. Ah, allora sei da 34 non cambia nulla. Non cambia nulla. Dunque, vuol dire che infatti quando tu parli di scegliere il cuore, ben a dire che tu non fai mica se lei è una bella persona, se lei è vestito o se lei è ricco, no. L'amicizia parte da un cuore per te. E per questo che non dite di mugaro qui a Avabriguccia, perché che si semplice e di gore spudico. Allora, cosa ti piace giusto appunto a te di sparte con gli amici? Allora, io si dipende con gli amici di Aela, a due sparte la nostra passione a Aela. E poi dopo altre passioni? Io a giocare a te, a giocare un po' di bicicletta, faccio passeggiare in montagna, faccio la pesca. Dunque tutto quello che tutti questi momenti che tu sparti con gli amici. E voglio sapere, gli amici, l'hai di voi a più ragazzi dell'Ina? O mica, hai sempre gli stessi amici? Allora, ti ho mostrato la nostra foto di classe di stanno. Ferediala. Oh, così bella! Allora, questi ci sono amici da voi sempre? O ci sono degli amici che ti scontri quest'anno? Allora, questi no, questi a merita di sta classe fa 5 anni che siamo insieme. Ah, dunque sono amici con tu che mica d'oggi, né di quest'anno, sono amici che ti da voi un bello bo'. Mi pare che tu conosci un bello proverbio di betta l'amicizia, oggi vuoi lì? Patigare amici gari. Patigare amici gari. E ne conosci un altro? E lontani dall'occhio, ma mica di Ugore, io dicevo. Noi siamo vicini di Igore, né o Leandro? Allora, caro Leandro, sai che con te il tempo passa in furia, quando lo si sparte amicizia sincera, tutto passa in furia. E vogliamo sapere di più, ora non ti usisco. Chi ne sai tu non ti usisco? A usisco, ne sappiamo assai che in quel anno, con il Covid, ma c'è un altro usisco che ci tocca a noi altri corsi. Dio sinips, tocca i castagni, io pulmone di agorsiga. Ma stanno io verità di castagni sono un po' meno toccati che l'altro anno. Ah, allora vuol dire che andiamo meglio qui in Corsica di più ai castagni. Ti propongo di stare con noi e di vediamo e di stare a Santa Paradi su disco. Oggi imparemone appena di più a Nanta Isischi. Avete la di acciappa a grip? Sapete perché acciappiamo a grip?
e podassi par via di un sisco. A sapete ciò che li so i sischi? Bevemo da di tutto a Nantaeli. I sischi cosa so? I sischi sono microorganismi. Baladi non si possono vedere così a vista d'occhio. Per vederli abbiamo bisogno di un microscopo. A sapere che i sischi non sono organismi vivi. Infatti, all'incontrario di cellule, i sischi non possono assicurare per essi la funzione vitale di riproduzione. Per assicurare la funzione vitale di riproduzione, i sischi hanno bisogno di un ospite, baladi un essere vivo, in uguale campo. A tempo buscato, l'ospite sarà infettato da un sisco. Il sisco potrà replicare il suo materiale genetico in delle cellule ospite e riprodursi parecchie volte da infettare l'organismo sano. Ecco perché i sischi sono anche chiamati agenti infeziosi. I sischi sono organismi semplici che si trovano in dialogo. La sua struttura principale è fatta di una specie di conchiglia esterna chiamata capsita e di materiale genetico che si trova dentro il sisco. La capsita è in generale composta da proteine. Un materiale genetico, a volte ARN o ADN, contiene informazioni necessarie all'elaborazione e alla formulazione della struttura sana di un sisco. Certi sischi possono anche avere un sviluppo esterno supplementario. La propagazione di sischi si può fare per via di differenti vettori, come gli animali, l'acqua, l'aria, umandia o l'oggetti. Un vettore è quello che porta il sisco e che può infettare altri organismi. Una pungitura di zanzara, per esempio, può provocare la propagazione di un sisco da un animale all'altro. Ogni volta che noi tossiamo, i sischi si spargono in aria. Ci tocca tossire all'insù di una manica o di un gomito e mica da mano da schiavare l'infezione per via di un contatto. Avere buone abitudini igieniche, come lavarsi spesso le mani, può aiutare a prevenire la trasmissione per contatto con oggetti o cibi contaminati. Come detto prima, certi sischi danno malattie come la grippe. Anche di grazia che il nostro sistema immunitario ci protegge dai sischi. Per misure preventive abbiamo di noi i vaglioli. I vaglioli preparano il nostro sistema immunitario imparandoli come riconoscere un sisco e come scontrare a qualche sia per la prima volta. Lui o ella non sarà più un forestiero. A vederli una prossima volta saprete quale li so. I vaglioli presentano il nostro sistema immunitario a un sisco e se a un momento dato il sisco entra nel nostro corpo, il sistema immunitario si ricorderà quale lo è e ci sarà una reazione. Ci sono anche medicine che possono alleggerire l'indizio di una malattia, ma non possono mica curare l'infezione siscale. Certe malattie comuni causate da un sisco sono la grippe, il catarro o certe forme di gastroenterite. Contro certi sischi non esiste anche il vagliolo, dunque possono essere mortali. Da rimedio a questo, i scientifici di un mondo sano lavorano senza rete per trovare vaglioli salvatori di vita per la bene. D'altre malattie date da un sisco si vedono indebolite se l'uomo è infettato una volta, ma grazie ai vaglioli oggi non sono mortali. Queste malattie sono il rossetto, la rosolia e la riccione. Eppure, le popolazioni a rischio come i creatori e persone anziane o le asimatiche li tocca il vagliolo ogni anno. E se non andiamo a scoprire appena la nostra bella Corsica, mica a spasso, ma vivendola da quassù, che il nostro dronuccio ci faceva vedere di un'altra maniera. Dicono che i corsi conoscono assai male la sua isola, per la sua regione ci dà il paese d'origine. Vabbè, ma se non ci allontaniamo appena, chi ne idea? Se non pigliamo appena d'altitudine per scoprire una boga di luoghi di Corsica, che forse non conosciamo mica. Cosa? Conoscete tutti i luoghi di vostro paese? Ne siete sicuri? Perché è venuto da allora di giocare con Dronuccio. Un paese che deve il nome ai suoi magnifici rinadi bianchi e al suo mare d'Orchino, uno dei più belli di Corsica.
Usò aperto di bogu tabrerà le borte e cibuerà scontrà in famiglia animali magnifici e amichevoli. Su paese genuese famoso per la sua cittadella emblematica, questo uie d'ore, una dondola e l'altra quadrata. Si trova in nabbieve di un nebbio. Hai trovato? E San Fiorenzo. San Fiorenzo è stata fondata dai genuesi al XVI secolo e in 1440 fu costruita la sua cittadella. Guardava ad una maniera strategica il golfo di San Fiorenzo, il porto e il paese in fondo. Il barco animalesco Corsica Zoo è unico in Corsica. Puoi spaziarci scoprendo 250 sorte di animali, che li siano selvatici o domestici. Urinadio Isaleccia e quello Iolodo sono destinazioni maestre di un nebbio per i turisti. O ci si può giungere a piedi, in 4x4 o in battello per la sicura. San Fiorenzo è un luogo di vacanze per numerosi turisti di cittadina che approfittano di parecchi avvenimenti culturali per passare una bella stonda. Wow, santo, uno dei momenti preferiti. Avevamo da cucinare. Ma bisogna sapere ciò che ne avevamo da cucinare. Dolci o saliti? Roba salita per la sicura, fai qui. Ma abbiamo da fare un aperitivo. Un aperitivo per i giucci. Ah! Vedi? Allora, ciò che ti propongo è di presentarti gli ingredienti. Allora, per la sosola di l'aperitivo per i giucci ci servono 3 paste sfogliettate, 8 salticce, 2 cucchiai a caffè di pesto, dopo 2 doroli d'ove, di nu 5 pomate chiarage, 3 olive nere, con piccole carote ne metteremo 3 e poi 30 grammi di formaggio fresco e 2 cucchiai a suppa di salsa e pomata. Tutto questo ci serve per il nostro aperitivo. Sei pronto? Ma da una mano senza ducare nulla. Mangia nulla, sai che in cucina tutto è preciso. Allora. Spiana una basta sfoglia che la sia fine ma mica troppo da buella d'aia una volta spianata. Mettiamo da ganto. Ci vuole tagliare a fetta salticcia di pusnacchi. Ci vuole dopo a tagliare forme sfarente da formare biscottucci d'aperitivo. Abbiamo scelto noi di va fiori, pesci e lummaghe. Pensiamo a fare forme d'ondule per i fiori che non pieremo con vette e salsiccia. Adobremo ciò che ne abbiamo in casa. Bicchierucci come qui o allora forme di ugomercio. Faremo forme d'ondule da vai pesci, li verremo a sogoa e a bocca. Passiamo a forme ovali, da vai ronde per le nostre lummaghe. Fatevi aiutare una persona maggiore. Stende il besto a non basta sfoglia, che ne roduleremo e taglieremo a fette da vanne una dioppola di lummaga. Con un pezzo di salsiccia femo un corpo a lummaga, da decorare dopo con vette di piccole carote. Passiamo un torlo d'oro non ai nostri biscottucci che li siano elli dorati. Mette a cuocere 15 minuti a 180 gradi in forno gallo. Abbiamo il nostro formaggio bianco e piccole carote per fare scaglie di pesci. Femo un montame e un goro di biscottucci.
Fissa all'umaga a nanta sovronda con ste cucciu. Ah, sì che può via l'aperitivo. Osa, sai che di mangiare? C'è sempre una scusa per sparte l'amicizia. Te, se non andiamo a sparte un aperitivo non t'ha pianeta rossa. Avete inteso, a Pianeta Rossa, quella di Granadina. Ma cosa griglia, Deco? Parlava di marzo, detta pianeta rossa, invece che no. Sai qua là, un ci sono fiumi essiccati, vulcani e galotte di godrobulare. Come? Non mi crede mica? Allora andiamo a trovare Paxi, a Bigeraello. Salute, so Paxi, un esploratore spaziale amatore d'avventure. Non so tanto il mio bagno in questo momento. Il sistema di navigazione di un vascello spaziale un viaggio amica. Senza elo so perso. Una pianeta giusto avanti. Ci sarà forse qualche sia per dirmi dove andare? Spero che li so accoglienti. C'è un godro un antaiboli e anche le piccole lune. Dove mi trovo il radio? Mo a cielo spaziale riceve un segnale. Forse qualche sia che mi vuole salutare. Va bene. E sta sonda che manda un segnale è l'erdigno spaziale Mars Express di l'Agenzia Spaziale Europea. Ah, sono infine in vesimo. Non ta pianeta Marzo. Ma scommetto che voi sapete già, non è vero? L'uomo hanno mandato più di 40 missioni robotizzate da esploramento e non è anche da compiere a fare. Certi come Mars Express sono in orbita, da altri come Curiosity, un rover di NASA, si sono calati in alto. Hanno scoperto una massa da fare in antamarzo. Ci dà un nevego. Ma che paesaggi fantastici! Sta pianeta è fatta di scogli come a terra. A nanta terra ci sono miracoli di colori. Verde, turchino, bianco, castagnino. Ma sta pianeta soprattutto dinte in rosso. Anche i razzi che il rosso è il mio colore preferito. Con verde ben inteso. Ci sono montagne e balle. E polvere portata da vento. Ci avevamo da calà e per scoprire sti luoghi. Ma prima ci la rimette in stato un vascello spaziale. Oh mamma, chi mi ha fatto paura qui? E Curiosity, un rover da aiuto prima. Portava il suo nome. Basta solo a imbrancare sto viruleno e un nuovo sistema di navigazione galattica sarà pronto. Marzo è, vista a misura spropositata del sistema solare, assai vicino da Terra. Come la Terra e le altre pianete gira intorno al Sole. A sapete che Marzo era ricoperta da un fino strato di polvere in ruggina? E ciò che dà al pianeta un bello colore rosso. Se per caso visitate o non vi scordate di passare per un monte limpio, è il vulcano più alto del sistema solare, quasi 3 volte l'altezza dell'Everest nella Terra. Vabbè, da qui posso vedere a Valles Marineris, un cagnone spropositato che andrà da Spagna sino a Finlandia. Beguinu che merzo bussè numerosi letti fiume secchi. In due l'acqua ci sarà passata un bello pezzo va. Non si vede più manco un fiumicello oggi, solo godro, da qui e colà. Pensate voi che creature extraterrestri abbiano campato un antamerzo ci campano sempre?
che è un'altra storia, a mi tengo per un'altra volta. Abbiamo visto che Merzu possiede un'area scogliosa con caratteristiche affascinanti. Ci sono montagne e valle, ci si trova letti e fiume secchi, l'acqua c'era buzzeffu tempi fa. Ci sono anche calotte ghiacciare polare e 2 piccole lune. E i robot esplorano la pianeta Merzu. Allora, Usanto, vuoi sapere ciò che mi ha cantato oggi o mica? Bella sicuro. Allora, Giampaolo, che canzone è? Una canzone che si chiama Ci voleva somigliare. E Cudiello che l'ha scelta, Ci volemo assomigliare, che tratta dell'amicizia, ma forse che ti conosci. Ci voleva somigliare. Non erano i giusti che cantavano anche Muvrini? È proprio questa scuola di canto, questa scuola Gardeline. Gardeline, bella sicuro. Allora, se tu vuoi, ti ne canto a prima parte e poi dopo continui di tu. Ecco. Ecco, così ti rammenti a melodia. Così. Ma compagni, Poi modo la vita Perello. Ti vuoi questa? Yeah. Buona. Quando tra di voi va una durale, solo un ci lasciate sta. A chi ci ha messo a su mondo ci volemo assomigliare. A chi ci ha messo a su mondo ci volemo assomigliare. Allora, hai inteso la melodia? Allora, continua di tu. Piglia a date un pinnello. Pronto, Giampaolo? Vai. Cantiamo. Allora. 2, 3. Dateci un pennello con 7 colori e poi lasciateci fa. Venere dopo voi chi ci vuole da imparare. A chi ci ha messo a sto mondo ci volemo assomigliare. A chi ci ha messo a sto mondo ci volemo assomigliare. Dunque, e parole igenu. Dateci un pinnello con 7 colori e poi lasciateci va. Benedete voi che ci volete imparare. Sei sortito meglio che tu, Allora, ma io vorrebbe fare ritraviare appena Un se ritmo. tu vuoi un ritmo, ma senza la musica, giusto darci a misura. Dateci un pinnello con 7 colori e poi lasciateci va. Venere dopo voi chi ci vuole da imparare. A chi ci ha messo a sto mondo ci volemo assomigliare. Una sola volta. Vabbè. Allora, che ne dici, Giampaolo? Proprio è. Proprio che facciamo? Continuiamo? E ora per te, eri. Allora, continuiamo a scoprire questa canzone. Allora, andiamo. Portateci in prato a mezzo alla geli, poi lasciateci cantare. Benedete dopo voi chi ci vuole da imparare. A chi ci ha messo a su mondo ci volemo assomigliare. Ma meglio a bere il ritmo, mi fatto a dire travagliarlo appena così. C'è una nota che non va mica. Ah, quale sai? Quando tu fai... D'accordo, arriviamo. A chi ci ha messo a su mondo ci volemo assomigliare. A chi ci ha messo a su mondo ci volemo assomigliare. È bene che ce la rispettare. Altrimenti si assomiglia a un'onda. Ma ce la rispettare la melodia, come si parlava una volta, si parla di noi, di l'interpretazione. Dunque una canzone di un misto di tutto che, sapete che a me l'attività artistica mi piace assai, mi piace cantare con voi, imparare ritmo e melodia, mi piace di noi a disegnare, caro Santo. E per esempio, se oggi dovresti fare un disegno, una tematica di amici, chi faresti tu come disegno? Allora, amici, io una casa riempita di amici, vero? Una casa che respira la gioia, la felicità. E tu, Giampaolo, chi faresti? Arriva bene. E arriverebbe pitture. Tu arriveresti a pitture. Io vorrebbe una bella piscina per mettermi ballare e giocare con voi, una piscina, ma sapete, o meglio, è andato a domandarti tu chi è l'usisa a fare i segni. Oggi mi imparato a fare un bel ugignale
Cominciamo per farli uso rugno. Allora, i geniali non hanno mica naso, hanno un rugno come i porci. Dopo li diamo muso. Un muso vuole dire tutto ciò che adunisce un naso, ciò che si chiama un rugno. E il resto di corpo che ne avanziamo piano piano. Continuiamo muso, facendoli la socca. E un dente maior che si chiama una zanna, come per le denti. Per fargli le zampe, che ne ha 4, nostro geniale. E forse chi per bere appena le ma va 2 occhi, giusto sopra un muso. Forse chi sente 2 orecchie, non gli verranno manco male. A sogoa, chi gli è fine, ma in fondo c'è come un pinillo. E so unghie che lasciano stampe non tua terra quando li vendono in dell'orti e le ma va come i suoi capelli ma con mica capelli si chiama asedina. Femo tutto il giro perché chi se non carizziamo un cignale o un bulbo non ci troveremo mica una ulcezza tremenda, non è tanto dolce. Femo pure tutto il giro di un disegno e un re di un mondo animale, ognuno sa e un leone, ma in macchia un cignale, noi abbiamo e un padrone così gli vemo una bella corona come il re e un bello baio di specchietti di sole che lo può si trova. Ho successo una macchia. Ma chi hai osato di 100 passi qui? Sai, Francine, mi domando se sono mica sbagliato il destino, vedi? Come? Se non era mica stato mio che fossi stato spagionato. Oh. E poi dire a te qui, in Avavrigucci, tanto mi dico cosa. Guarda come tu sei bella in giro ai amici, guarda che bello destino. Ah, come tu sei carosa. Ma sai che cascava che tu parlassi di destino? Ah, boh. E perché che di un titolo di avola di nostra miss inglese oggi. Sai, sa miss, parla così bene inglese che qui a Fabreguccia. A capiamo tutti. È veramente sciolta la lingua. Allez, andiamo a ritrovare la nostra cara miss inglese Rezenbach. Oro, argento e gravetta è tre chiavi di un destino. Gold, silver and gravel, the three keys of destiny. Volete conoscere la storia? Allora, come on and sit down today li è con la storia di l'uomo e il destino. Una volta c'era un poveromo che si dava assai male e poco bruvito. In giraello tutti riuscivano il suo lavoro, a chi piantava, regoltava. Un nostro disgraziato guardava tutto questo, di tutti sventurati che c'è nel mondo, so io più sventurato. Dietro a baia in mare e poi a fondo, e la strio biombo facendo una vita. Era tanto maloroso e triste, d'un capì perché a sua sorte era così negra che un giorno decise di tombarsi. Ma un momento che aveva deciso di francare un passo, un cavaliere vestito come un principe, culato a un cavallo negro e splendido, si fermò di puntaello. Un fateguessa tombassi è un peccato e bibosso wiki un è ancora ostrora. Cerco un servo per aiutarmi, l'impiego è semplice e un dura che 3 note. Basta che tu facci ciò che tu devi fare, senza fare domande. Se t'accetti sarai ricompensato. Uno stromo non aveva nulla da barde, senza più riflettere accettò.
Alla trecciata giunsero da bontà un palazzo di una bellezza ma straordinaria. C'erano miracoli d'oro e tutte coperte a teglie d'urchine e poi un luogo ghine baria, un castello solo da mettere i più belli cavalli che non si fosse mai visto. A camera di un nostro personaggio era giuga, ma voilà, e costì si dinò per ribusarsi una griglia. Un rilogio suonò mezzanotte. In più bella un rumore terribile si vede sante in un palazzo. In un mentre il suo padrone arrivò e li vede Gabi di seguitarlo. Arrivano in una sala in dove li si trovavano a uli pieni oro. Di punta e finestre aperte piavano l'oro e a manate e un lampano vora finché non ne fermò manco più una pizza. L'indomani mattina il palazzo era smarrito. Alla sua piazza c'era una bella casa di gio tutta di pietra con le alberi di legno inguarnigiato. I cavalli in la stalla erano rimpiazzati da due mule con un bello lugighio e tutte incampanellate. A notte giega, lo stesso rumore che a prima volta si vede sente in la casa, in la grande sala, i bauli davanti erano pieni di pezzi d'argento. Tutto ciò che era stato fatto a prima notte riprecipiò, si lampano e pezzi, a manata, e infine chi? I bauli non ci fermò più nulla e tutto ognuno si andò a dormire. A mano a casa di Gio era smarrita, uno stromo si ritrovò a un saccone pieno di frasche per tutto il letto. A casa era diventata una boera aracca di legno, stalla non ce n'era più e a piazza di mule c'era due gorci sumiri. Ha aspettato a notte e bebè giocavia da cae. Un rilogio ha suonato mezzanotte, lo stesso rumore senteso e a piazza di l'oro e di l'argento e a uli erano pieni di pedre. E tutto il tempo che erano pieni, so pedre che sono state lampate in l'aria. E 3 notti erano passate. Quando il sole ha spuntato, un nostro paesano si è ritrovato in un palazzo aspettando una spiegazione. Il cavaliere disse e usò il destino. Deus parte a ognuno a sua sorte. Tutti quelli che nascono a notte che lo piove oro sono i fortunati perché tutto gli va alla base. E pezzi d'argento sono per quelli che devono lavorare per riesce. Si stenteranno uso bene, ma camperanno a. E poi dopo ci sono quelli che sono nati e notte che pioiano bedre, per questi di mala sorte, e sempre saranno sfortunati. Non si mica risbrussare di un malorio. Si nato quella notte, ma da aiutava un regalo. Se un onest'uomo è obbediente, non hai rubato né una pezza oro né una pezza d'argento. E mai interrogato. Allora ti voglio aiutare. Rientrerai in casa d'oia, suminerai udorano e a usudore di udovrante puerai campare. Uno stromo si scitò vicino all'arboro in dove lo era addormentato. Ma che diavolo disse che aveva già dormito così? Il giorno illuminera. Senza più riflettere si è messa a lavorare con energia nuova, come se suo sonno l'aveva abbiato e rimbivito. E Nimo un po' spiega perché chi mi da dando Urano è sempre stato allo in uso campo. Allora vo la vuletta. Entra in calzetta di a ostra chi a me aveva detta. Sarà vero o no? Andate a sapere. You have to go to know. Uno dei nostri momenti preferiti a Fabriguccia è quello in canto Sidelino. Sappiamo che in Corsica sono veramente attalentati i nostri piccoli canterini. Femmine o maschi si ritrovano spesso per cantare, per spartire insieme stonde e biade, in una comunione di musica e di canto. E a noi ci piace di farvi scoprire queste oggi sideline. A quale scopriamo oggi? Fitiamola insieme. Piazza o canto Sidelino. Lasciata conto amarore e tristezza, amarore e tristezza. Avete corti un tempo una aspetta e un tempo una aspetta. Lasciata conto amarore e tristezza, amarore e tristezza. Venia là, pia gusta la festa, pia gusta la festa.
Quando tu balli poco in premere da, tutto ognuno s'arrizza e si mette a ballare, tutto ognuno s'arrizza e si mette a ballare. Quando tu balli poco in premere da, tutto ognuno s'arrizza e si mette a ballare, faccia strappa catene, metti poco le vene. A notte wa spompilante di lumi, spompilante di lumi. Ma te ho visto ubiege ancora fiumi, ubiege ancora fiumi. Ne trema l'aria a terra di nu, e a terra di nu. Si infiala l'ora quando tu balli tu, quando tu balli tu. Quando tu balli poco in premere da, tutto ognuno s'arrizza e si mette a ballare, tutto ognuno s'arrizza e si mette a ballare. Quando tu balli poco in premere da, tutto ognuno s'arrizza e si mette a ballare, faccia strappa catene e metti fuoco in le vene. Quando tu balli poco in premere da, tutto ognuno s'arrizza e si mette a ballare, tutto ognuno s'arrizza. Quando tu balli tu, quando tu balli tu, quando tu balli tu, quando tu balli tu, quando tu balli tu. Beh, Diosa, qui ci siamo fatto una bella opera. Io dicerebbe che ci siamo fatti anche un aperi. Sai cosa è aperi? Io sminudio di aperidio. Ah, allora on si dice mica come in francese, apéro. Ah no, Aperi. aperi. Aperi o apéro? Un'opera a pro di l'apero. Un'opera a pro di l'apéro. Tu a Watibi per Jean-Jean Trombetta. Giusto appunto. Andiamo a bere. Buongiorno a tutti! In corso, quando non si capisce nulla a un discorso o una situazione, si può dire non ci capisco un H. H è una lettera importante che ci aiuta a formare gli intricciati tie e die e che ci permette di non confondere e e. E di verbo essa e congiunzioni di coordinazioni. H ci aiuta di nuovo a formare i suoni K e G. Mica davanti a A, O e U, con ogni bisogno si scrive a gara, cultura e corti, ma sono i letteri I e E che hanno bisogno. Pigliamo l'esempio della parola ricco. Se non vogliamo mettere plurali, senza l'H tavariamo ricci, plurali di riccio, che può essere le hérisson o la bogue di agastagna. Con l'H, invece, temo l'accordo giusto, ricchi e ricche, due uomini ricchi, due donne ricche o due doni ricchi, per parlare di suttanacci. Alla prossima! Quando tra di voi va un naturale, solo non ci lasciate stare, a chi ci ha messa sul mondo G, vogliamo assomigliare, a chi ci ha messo sul mondo G, vogliamo assomigliare. Dirà così a noi? Sì. Beh, dilemo appena ripetuto, santo così, per dire che tu sia appena vero di noi, di tutto questo lavoro che tu ci Sarebbe ora di impari. essere vero. O sai a misura hanno martello, biccio con martello. E beh, la gente su fa. Veramente si serio a Ha già musica in sangue. Ma ha una cattiva circolazione. J'ai questo da fare. Allora, amici, vi propongo di scoprire l'ultima parte di sta canzone. Se tu vuoi cantare con me. Allora andiamo. Si pronto? Date un strumento, accorde a vento, poi lasciateci suonare. Benedete dopo ai chi ci vuole da imparare. A chi ci ha messa sul mondo G, vogliamo assomigliare. A chi ci ha messa sul mondo G,
voulemo assomigliare. Magnifica. Oh, conoscete tutta? Proprio. Veramente, scegli proprio queste canzoni, Jean-Paul. È un mistero, Di un mistero di le canzoni. Allora, a chi l'abbiamo vista tutta, vi propongo di cantarla e poi di noi che ci vediamo, di cari amici, di Avabriguccia, tutte le parole sono scritte in toscano, dunque potete cantare a tempo a noi. Siamo pronti? Andiamo. Quando tra di voi va una durale, solo non ci lasciate stare. A chi ci ha messa sul mondo ci volemo assomigliare. A chi ci ha messa sul mondo ci volemo assomigliare. Date giù un pinello con 7 colori e poi lasciateci va. Venere dopo voi chi ci vuole da imparare. A chi ci ha messa sul mondo ci volemo assomigliare. Portateci in prato a mezzo alla geli, poi lasciateci cantare. Venere dopo voi chi ci vuole da imparare. A chi ci ha messa sul mondo ci volemo assomigliare. Dateci un strumento, accorde a vento, poi lasciateci suonare. Venere dopo voi chi ci vuole da imparare. A chi ci ha messa sul mondo ci volemo assomigliare. A chi ci ha messo a sul mondo ci volemo assomigliare. Ci voglio arrivare 2 volte. Santo, io mi campo a sta sente di cantare, ma chi si è passato? Sì, veramente un tercano ora. Io quando imparo. Io... E un maestro che ne dice? Vabbè. Ha fatto assai progressi, eh? Jean-Paul quando mi sbaglio mi sciacca scapocchia. È vera, non è mica vera. Jean-Paul è bravissimo. Per questo che ho imparato più fuori. A rombo di scavizzoni. Cari amici, è ora di salutarci, sapete che per oggi Avabriguccia e compia. Spero che poi, cari telespettatori, vi siete campati a fianco a noi e questa magnifica canzone ad oggi ci trega di ritrovare per parte d'ora un'altra canzone e altri momenti di benestà a Avabriguccia. Babracciamo di gore, a presto! Ciao ciao!